Buonasera e benvenuti dalla redazione di Pordenone. Tra 2 giorni entreranno in servizio alla questura di Pordenone 15 nuovi agenti che rafforzeranno dopo anni l'organico della polizia e a fine mese arriverà anche il nuovo questore Marco Odorisio. Ne abbiamo parlato con il vice segretario nazionale della Federazione Sindacale della Polizia di Stato. Raffaele Padrone, vice segretario nazionale dell'FSP Polizia di Stato. Intanto a Pordenone mancano pochi giorni per l'arrivo dei nuovi agenti. E adesso arriveranno il giorno 18, persone che soprattutto sono giovani, almeno 5 escono dalla scuola, quindi non arrivano ai 30 anni, 10 invece sono colleghi che comunque non superano i 40 anni, che erano magari lontani da casa già da 10-15 anni. Ecco, intanto arrivano i nuovi agenti, se ne va il questore Diego Buso che lascia, è andato a Sassari, al suo posto c'è già il nuovo nome. Sì, il nuovo questore arriva dal Vicariato di Venezia, Marco Odorisio, ed è un grandissimo funzionario perché è stato dirigente di squadra mobile, quindi di attività investigativa in grosse città d'Italia, con grosse operazioni. D'altronde dovrà fare i conti con la farina che ha e quindi non è la questura di Venezia e dove può contare sicuramente su centinaia di uomini. Qua centinaia di uomini se ne sono andati negli ultimi 10 anni, però credo che l'organizzazione poi, mi auspico anche l'organizzazione sindacale, insomma, gli dia una mano per andare avanti. Quando lo vedremo? Lo vedremo per fine mese, pare che per il 30 il questore nuovo sia a Pordenone. Ecco, Raffaele Padrone è premiato con un encomio all'ultima festa della polizia, quindi complimenti. Beh, ringrazio tutti, ringrazio chi ha portato avanti questa proposta, ripeto in primis il questore che ha ritenuto comunque valida la motivazione e soprattutto al Ministero hanno in un paio di anni valutato qual è stato il rischio per l'operatore che fuori servizio disarmato abbia immobilizzato i 2 malviventi e resi alla giustizia. Questo è stato poi l'impiego anche di mia moglie che è stata bravissima, devo ringraziare anche lei, che non si è messa a paura, come si dice, e ha contribuito anche lei all'arresto di questa cosa. Dovrebbe essere premiata forse più lei dall'amministrazione pubblica che io, che ho fatto il mio dovere, come tutti i poliziotti fanno il proprio dovere. Non è solo l'Arma dei Carabinieri che sono carabinieri 24 ore su 24, ma anche noi della polizia. Brindisi speciale e sostenibile ieri al Vinitali di Verona per la cantina Rauscedo.